Bocciata anche dalla CGIL, il settore banche e assicurazioni del sindacato di sinistra ritiene che la riforma del credito cooperativo porti le banche locali a diventare inutilmente globali. Il rischio di immaginare anche per le banche di credito cooperativo una finanziarizzazione di quelle che sono le situazioni del credito cooperativo è evidente, e le banche che sono banche di territorio rischiano di avere, anziché un'attività funzionale a quella che è il territorio stesso e che era stata fino in passato da sempre gestita così, soggiacere a quello che sono le dinamiche e le esigenze del mercato. La riforma porta le responsabilità, soprattutto per quelli che sono gli affidamenti più grossi, a centri di governo del rischio che non sono certamente più a livello locale, per cui tecnicamente sì, il rischio di dover decidere di scelte sul territorio, che scelte sul territorio possono essere fatte in altri ambiti. Banche lontane, secondo la CGIL. Uno spiraglio sembra venire da due emendamenti Lega 5 Stelle al progetto di legge che rimetterebbero in discussione l'essenza della riforma. Le banche di credito cooperativo possano, qualora avessero determinate caratteristiche, non siano più obbligate a entrare nei gruppi. Questo di fatto minerebbe alle fondamenta quella che è la vecchia tipologia di riforma, perché mentre prima le BCC erano obbligate a partecipare ai gruppi bancari, a mente di questa richiesta, di questi emendamenti, potrebbero le banche evitare di coinvolgere a nozze nei gruppi. Dal lato dipendenti il contratto lavoratori delle BCC è scaduto da 5 anni che per alcune realtà sono stati molto difficili, con contratti di solidarietà e ricorsi al fondo esuberi. Riforma delle banche e anche del contratto, dice la CGIL. Che era pensato il contratto per banche di credito cooperativo che avevano un dimensionamento a volte di comprensorio di pochi comuni, oggi invece si soggiace a un gruppo che spiega i suoi effetti a livello nazionale, per cui dobbiamo aggiornare anche le fonti contrattuali.